Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Bruttissimo momento quello degli azzurri di Conte che oltre al campo si trovano in difficoltà soprattutto sul fronte del calciomercato, perché con il mercato a saldo zero stiamo veramente facendo fatica ad aiutare il nostro allenatore Antonio Conte, che con i pochi uomini a disposizione sta cercando di limitare letteralmente i danni. Analizziamo insieme la situazione del nostro Napoli e poi parliamo di mercato perché c'è un clamoroso aggiornamento che porta a un giocatore che potrebbe tornare in orbita del Napoli per quanto riguarda l'attacco, con una beffa direttamente ai danni della Juventus. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche se non lo avete ancora fatto e di lasciare un bel like a questo video. Allora signori, una sconfitta che porta il Napoli a cominciare a guardarsi alle proprie spalle. La Juve di Spalletti e le rivali soprattutto per la qualificazione alla prossima Champions League si stanno avvicinando. Si torna quindi con i piedi per terra, lo scudetto, bisogna dirlo, in questo momento è ormai lontano e quasi scucito dalla nostra maglia. È questo il bilancio che emerge dopo il KO contro l'ex Luciano Spalletti, che ha approfittato dell'emergenza totale della squadra di Antonio Conte per vincere la sua partita a scacchi. Eppure il Napoli ha avuto coraggio e ci ha provato con tutte le forze, no, a disposizione, poche forze direi io. Un 3-0 rotondo che anche secondo me, poi ditemi la vostra in base a come avete visto la partita, anche un po' bugiardo per quello che il nostro Napoli ha comunque messo in campo, ma che sottolinea sicuramente come resilienza e sfacciataggine da Scugnizi non bastino. È chiaro, la gara è stata decisa da due fattori, gli episodi e la forma fisica. C'è sicuramente rabbia in casa Napoli. Già guardando la distinta della gara di ieri, capito quanto sarebbe stata dura, sicuramente. Non puoi presentarti così in casa di una Juve rigenerata dalla cura di Luciano Spalletti. Ma purtroppo, signori, esiste il fato. Gli infortuni continuano ad essere un fattore determinante per il Napoli in questa stagione. Poi sicuramente ci si mettono anche gli episodi. I primi due gol bianconeri arrivano su due errori individuali di Spinazzola e di Juan Jesus. Poi un rigore dubbio non dato e neanche, tra l'altro, secondo me, cioè, clamorosamente visionato al VAR dall'arbitro. Insomma, tutti segnali questi negativi che hanno chiaramente indirizzato, no, la gara di ieri. La Juve ha giocato sicuramente meglio e ha meritato, in primis per la condizione fisica, più corsa, cinismo e cattiveria, più carte da giocarsi per Spalletti che le ha praticamente azzeccate tutte. Non è bastato, se andiamo a vedere, neanche quell'atteggiamento coraggioso del nostro Napoli, sfacciato come un po' uno scugnizzo, che è andato a pressare alto, no? E nella ripresa possiamo dire che è entrato comunque in campo con la voglia di chi era pronto a fare di tutto per recuperare il risultato negativo. Vergara, il più pimpante di tutti, questo fa capire quanto l'emergenza sia totale se si è costretti ad appigliarsi alla prestazione di un debuttante in Serie A. Il Napoli comunque ha dimostrato di avere resilienza, questa cosa positiva secondo me deve comunque essere sottolineata, quella voglia di combattere, di adattarsi e resistere nelle difficoltà, un appiglio in una gara persa sonoramente e che fa sicuramente no, piuttosto male. Il gol preso dopo 22 minuti ha indirizzato la gara, Spinazzola troppo molle e la Juve ne approfitta. Più benzina e aggressività dei bianconeri nella prima fase del primo tempo, tanti purtroppo gli errori del Napoli, soprattutto no, con le palle in uscita. Una gara che sembra indirizzata, ma la reazione comunque c'è stata. Ma neanche un buongiorno in versione Superman con un super salvataggio sulla linea è servito a far scattare quella scintilla. Questa volta non c'era Bomber Higuain, Bomber Cavani a ripartire, no? Per ripartire e metterla in rete. C'erano calciatori stanchi, costretti a fare gli straordinari da ormai troppo tempo a causa, come abbiamo detto più volte, dei continui infortuni. Potremmo poi aprire anche una riflessione, secondo me, sull'arbitraggio, sul VAR,
Ma secondo me non ne usciremo davvero più, signori. Ci limitiamo quindi a mettere i puntini, a segnalare, a sottolineare ancora una volta una non comprensione su questo protocollo, non capendo per quale motivo Mariani non sia stato chiamato a valutare al monitor la doppia cintura in area della Juve, no? Da Kalulu e da Bremer. Tornando al match, è chiaro che ha influito anche la possibilità delle panchine di incidere. Conte non ha potuto cambiare la situazione. Il mister ha rilanciato anche Lukaku, il cui rientro è l'unica nota positiva della gara, che però ricordiamo, no, Romelu Lukaku rientrava dopo circa 6 mesi di assenza. Per quanto diciamo concerne la situazione in questo momento, secondo me, ma poi ditemi la vostra opinione, in questo momento non è tempo di attribuire le responsabilità. C'è ancora comunque un'altra battaglia da affrontare, la gara contro il Chelsea. Ma mercoledì sera il tempo di un primo bilancio in caso di mancata qualificazione alla prossima fase della Champions League, la crisi sarà ufficialmente aperta, secondo me. Qualcuno dovrà passarsi una mano sulla coscienza e secondo me, signori, più che il mister e la squadra, bisognerebbe dare un occhio verso la società. E qui apriamo la fase, diciamo, apriamo il capitolo legato al calciomercato, perché come sapete il mercato a saldo zero sta impedendo al Napoli di agire in maniera massiccia in questa sessione invernale per aiutare il nostro allenatore. Ma c'è un piccolo spiraglio che riguarda l'attacco ad un profilo che comunque Antonio Conte apprezza a tuttora, che riguarda un centravanti, perché sebbene, come abbiamo appena detto, Romelu Lukaku è tornato ad assaggiare il campo dopo 6 mesi, il Napoli, Conte soprattutto, vorrebbe comunque avere in rosa un ulteriore centravanti. E qui si apre il capitolo legato a Youssef En-Nesyri. Sembra ormai tramontata la trattativa con la Juve, ok, che doveva portare il centravanti marocchino a vestire la maglia bianconera a causa diciamo, della formula. La Juve offriva un prestito con diritto, formula che il Fenerbahce ha accettato, tranne lo stesso calciatore. Ecco quindi che Manna starebbe pensando di proporre a Youssef En-Nesyri un prestito con obbligo in modo tale da convincerlo sulla formula e beffare in maniera definitiva Comolli e Chiellini, che ormai pregustavano, no, questo colpo di questo centravanti. Youssef En-Nesyri sicuramente sarebbe un upgrade per l'attacco del Napoli, darebbe una soluzione in più a Conte e chi lo sa che magari Antonio Conte non cambi modulo, no, per ovviare anche a queste continue defezioni soprattutto che bersagliano il centrocampo. Una trattativa che non sarebbe difficile da chiudere, perché il Fenerbahce comunque si vuole liberare di un Youssef En-Nesyri e lo stesso giocatore sarebbe entusiasta di vestire la maglia del Napoli. Quindi occhio, perché con un prestito magari con obbligo di riscatto il Napoli potrebbe portarsi a casa Youssef En-Nesyri nel giro di 48 ore. I contatti sono ripartiti, attenzione da monitorare sicuramente questa trattativa. Nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo momento non del Napoli, di chi è la colpa, di Conte, dei giocatori, della società. Youssef En-Nesyri potrebbe aiutare il Napoli a uscire da questa piccola mini crisi. Ditemi la vostra nei commenti. In sovraimpressione vi lascio 2 schede con ulteriori aggiornamenti di mercato. Grazie per essere stati con noi.